Ciao a tutti, oggi siamo qui nell'aula magna della scuola Fermi per intervistare il signor Marco Saini, redattore degli Astrofili di Villasanta. Ecco fatto. Allora, penso che possiamo anche cominciare con le domande. Qui abbiamo il mio assistente pronto per scrivere tutto quello che chiederesti. Perfetto. Allora, possiamo anche cominciare. Prima domanda. Che cosa ne pensate del progetto di mandare l'uomo sul pianeta Marte? ma sicuramente è un progetto molto valido, molto sentito anche da parte della comunità scientifica, perché si pensa chiaramente in un lontano futuro, perché si pensa che prima del 2050 non andrà nessun uomo su Marte, però si pensa di poter colonizzare questo pianeta qui creando delle cupole di vetro o qualcosa del genere, dove dentro si possa creare un'atmosfera tale per cui si possa vivere, si possa coltivare anche delle piante, poi le quali a sua volta produrrebbero ossigeno, per cui tutta una catena che potrebbe portare, diciamo, l'uomo ad abitare Marte. È chiaro che il progetto di fare grosse città non c'è, non esiste, quindi sarebbe troppo complesso, però delle piccole abitazioni di ricercatori, scienziati, sì, sicuramente sì. Allora, è un po' finito. Intanto che il mio collega finisce, noi le vogliamo fare qualche altra domanda. Per esempio, quali sono le risorse caratteristiche di questo pianeta? Le risorse di questo pianeta, al di là di qualche elemento chimico che però conosciamo già, le risorse potrebbero essere proprio quelle dell'acqua, che si trova in grandi quantità, soprattutto sotto le calotte polari, sotto uno strato di ghiaccio secco c'è del ghiaccio di acqua, ma soprattutto come permafrost, cioè come acqua ghiacciata che sta a pochi metri sotto la superficie di Marte. Quindi è una risorsa sicuramente, e proprio da lì si potrebbero trovare magari batteri ancora viventi. Lei ha detto che ci possono trovare anche dei batteri così, ancora viventi. Potrebbe essere anche più specifico, per esempio. Ma c'è specifico, si tratta di batteri che vivono in condizioni estreme, come del resto sulla Terra. Ci sono dei batteri che vengono chiamati estremofili proprio perché vivono in ambienti estremi, o all'interno dei vulcani o negli oceani, nelle sorgenti idrotermali dove ci sono condizioni di vita dove esce del magma a 300-400 gradi di temperatura e poi di colpo questi batteri qui passano nell'acqua gelida dell'oceano a 0 gradi, eppure sopravvivono. Quindi anche su Marte, che è bersagliato continuamente da radiazione elettromagnetica, la quale sterilizza il terreno, però loro, essendo sotto, diciamo dei metri sottoterra, dove l'acqua potrebbe essere, oltre che ghiacciata, potrebbe essere anche allo stato liquido, non è escluso che ci possano essere. Purtroppo le sonde che si sono posate finora hanno scavato solamente pochi centimetri, 15 centimetri. Finora non si è trovato niente, però bisogna andare più in profondità. Quello è l'ostacolo maggiore. La prossima domanda, forse un po' di quante possibilità ci sono che nel futuro ci sia un equipaggio marziano che va su Marte con un italiano dentro, cioè che ne faccia parte un italiano?
Ma, ripeto, missioni su Marte, io ho partecipato a una riunione circa un mese fa dove c'erano tutte le maggiori agenzie spaziali europee e anche italiane e se devo essere sincero non è che hanno promesso che per il 2050 si arriva a Marte. Sono stati un po' più pessimisti, loro hanno detto che nei prossimi 50 anni non ci saranno missioni, però sicuramente ci saranno. Dopo, intorno al 2050-2060, sicuramente ci saranno. E che un italiano possa far parte è molto probabile, perché l'Italia è una che fornisce, diciamo, se parliamo dell'Europa ci sono molti americani, molti russi, ma se parliamo di Europa, l'Italia è una di quelle che fornisce più astronauti, c'è veramente una scuola dove si preparano gli astronauti molto valida in Italia. Adesso vorremmo fare qualche domanda relativa al gruppo del GIA, GAF, che è l'acronimo di gruppo astronomico. Come e quando è nato il gruppo? Dunque, il gruppo è nato il 26 giugno del 2003, su iniziativa, oltre che mia, anche di Tirelli. Siamo stati praticamente i due principali fondatori, perché noi già appartenevamo a un altro gruppo astrofili di Saronno e ci conosciamo da oltre 30 anni, quindi sono più di 30 anni che facciamo astronomia. E l'idea nostra è stata quella di fondare un gruppo, dopodiché abbiamo trovato altri 3 ragazzi giovani, molto più giovani di noi, che hanno partecipato alla fondazione di questo gruppo. Quali sono le attività in generale che proponete? Più in generale diciamo che la finalità del nostro gruppo è proprio quella di divulgare l'astronomia, no? A tutti i livelli, cioè nelle scuole elementari, scuole medie, anche con conferenze pubbliche, soprattutto serate osservative pubbliche, proprio perché questa è la finalità del nostro gruppo. Però non è che facciamo solo quello, perché in realtà noi facciamo anche ricerca scientifica. Alcuni di noi studiano fisica teorica delle stelle, alcuni di noi invece proprio studiano stelle variabili, cioè con un metodo fotografico si ricavano delle curve di luce. Curve di luce sono delle variazioni non solo di luminosità ma anche di diametro di questa stella qui che viene studiata, sono stelle variabili, per cui si traccia una curva di luce che poi dopo viene messa negli archivi della NASA. Per le ricerche che fate, avete per caso avete ricevuto dei premi importanti o qualche riconoscimento? La ricerca scientifica no, anche se abbiamo scoperto una nuova stella variabile che non era conosciuta, però riconoscimenti in questo campo qui è molto difficile ottenerli. Invece per quanto riguarda la divulgazione, perché diciamo che il nostro veicolo trainante è proprio la divulgazione, no? Per la divulgazione sì, siamo stati premiati nel 2007, siamo stati premiati nel 2007 dall'Unione Astrofili Italiana, quindi è un riconoscimento a livello nazionale. Siamo stati premiati al congresso di Faenza, poi siamo stati un'altra volta premiati nel 2010, l'anno scorso. Abbiamo ritirato il premio all'Osservatorio Capodimonte di Napoli, ancora il premio è arrivato ancora dall'Unione Astrofili Italiana, perché siamo risultati tra i gruppi più attivi in Italia per quanto riguarda la divulgazione dell'astronomia. Quindi questi 2 riconoscimenti qua nel giro di 4 anni è stata una soddisfazione per noi. Ultima domanda. Durante le vostre sedute, se sono osservative, che cosa osservate principalmente?
Allora, le serate osservative, siccome sono pubbliche, noi puntiamo sugli oggetti più luminosi, quindi anche che si prestano maggiormente alle osservazioni. Tra questi sono sicuramente la Luna, con i suoi crateri, i crateri montuose, Saturno, no? Dove si vedono molto bene non solo gli anelli, ma anche almeno 3 satelliti di Saturno, tra cui Titano, Rea, Dione, questi satelliti qui. Poi Giove si vede molto bene, Giove, si riescono a notare proprio le bande equatoriali, la grande macchia rossa che c'è, che è un uragano che permane da oltre 4 secoli, e poi si vedono soprattutto le 4 lune galileiane, cioè quelle che ha scoperto Galileo Galilei nel 1610. Quindi, poi non solo, poi osserviamo anche altri oggetti del cielo, come nebulose, ammassi globulari, ammassi stellari aperti, nebulose planetarie, stelle doppie, cioè in cielo c'è tanta di quella roba che uno potrebbe passarci la nottata intera a guardare oggetti uno verso dall'altro. Galassie, si vedono molte galassie. Per caso voi fate anche delle visite più riservate, senza non pubbliche? Dunque, noi ogni venerdì sera ci ritroviamo nella nostra sede di Via Vestetti, qui a Villa Santa, dove teniamo dei corsi base di astronomia oppure delle conferenze a tema. Alcune volte magari l'argomento specifico, magari si parla di evoluzione stellare o di comete, oppure di costellazioni, cioè si parla un po' di tutto. Anzi, abbiamo in programma proprio nei primi 3 mesi del 2012 di iniziare un corso base di astronomia che ovviamente è aperto a tutta la città. Abbiamo in programma di organizzare un corso base di astronomia, quindi durerà 3 mesi dove toccheremo praticamente tutti gli aspetti dell'astronomia, dal sistema solare alle stelle, all'universo, alle galassie, ma però appunto perché è un corso base sarà fatto, diciamo, ad un livello abbastanza semplice, in modo che sia un